Analisi più approfondite su vecchi reperti svelerebbero il DNA di una bomber. La difesa non informata nutre forti dubbi. Paniz, il DNA era già stato trovato. Per guida in stato di ebbrezza, i carabinieri hanno ritirato 7 patenti a Sistiana durante i controlli rafforzati per l'avvio della stagione estiva nei locali sul mare. La star del musical Bradley Jaden ha incantato ieri sera il pubblico del Rossetti con uno spettacolo in cui ha presentato una selezione non scontata del suo repertorio. Svanisce il sogno della Serie B, la Triestina perde a Benevento ed è fuori dai play-off nonostante una partita giocata con orgoglio e impegno. Festa dello sport per tutti, oggi al Campo di Domio, bambini e ragazzi impegnati in tante attività sportive diverse, spazio all'inclusione con il calcin. Buonasera dal telegiornale di Tele4, analisi più approfondite su un numero maggiore di vecchi reperti. Questo avrebbe portato a novità, allo scoprimento del DNA di una bomber, ma la difesa nel processo che si è riaperto 2 anni fa non è stata informata e nutre forti dubbi su questo nuovo sviluppo della vicenda, ma vediamo tutto nel servizio. Il DNA di una bomber sarebbe emerso analizzando vecchi reperti grazie a nuove tecniche investigative. È la notizia diffusa stamani da alcuni quotidiani locali che però non trova riscontro dagli ambienti della Procura di Trieste se non per quanto riguarda le analisi più precise alla luce degli strumenti di ultima generazione su un numero consistente di reperti relativi agli attentati compiuti dal misterioso bombarolo del nord-est dal 94 al 96 e dal 2000 al 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia. Al momento dunque non ci sarebbero novità di rilievo, anche perché un DNA era già stato estratto in passato, come ci ha confermato lo storico difensore dell'ingegnere Elvo Zornitta, per anni principale sospettato e poi scagionato, ma rientrato tra gli indagati di questo filone bis dell'inchiesta. L'avvocato Maurizio Paniz è a dir poco perplesso sulle notizie diffuse oggi. Primo, è inconcepibile che una notizia di questo genere, se corrispondente a verità, venga fuori senza che la difesa del principale indagato sia mai stata informata. Io non ho mai ricevuto nessuna notizia, né dal GIP, né dalla Procura della Repubblica, né dagli inquirenti, né dai consulenti d'ufficio, né dai consulenti di parte di un risultato di questo genere. Sono felicissimo che venga fatto qualsiasi approfondimento che consenta di individuare, se possibile, l'autore o gli autori di questi attentati accaduti tra i 30 e i 20 anni fa. Però, terza considerazione, nutro dubbi, per non dire la certezza del contrario, che i reperti siano stati conservati in maniera tale da garantire che non vi siano state manipolazioni. L'inchiesta su una bomber è stata riaperta 2 anni fa in seguito a quanto rilevato dal giornalista Marco Maisano e a 2 delle vittime che hanno chiesto e ottenuto di riesaminare alcuni reperti. Nel fascicolo figurano i nomi di 32 persone, delle quali una è deceduta, molte delle quali hanno già consentito al prelievo del DNA. Nel marzo scorso i periti Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine un lavoro definito corposo. Doppia rissa ancora, l'ennesima nel weekend in piazza Goldoni, ancora tra giovani stranieri, in questo caso afghani e pakistani. Ieri e venerdì sera si sono fronteggiati 2 gruppi in una violenta lite doppia, appunto innescata, secondo le prime ipotesi investigative, da scontri riguardanti il controllo del giro dello spaccio in zona. Risale invece mercoledì un episodio preoccupante di rapina a mano armata all'interno del McDonald's a danno di 2 turisti austriaci di 14 e 15 anni che sarebbero stati aggrediti e minacciati col coltello da un gruppo di giovani nei bagni del locale, rubati i portafogli e cellulari. Per guida in stato d'ebbrezza i carabinieri hanno ritirato ieri notte 7 patenti a Sistiana nell'ambito dei controlli rafforzati per l'avvio della stagione estiva nei locali frequentati dai giovani. Vediamo il servizio.
Riaprono i locali sul lungomare per la stagione estiva e come ogni anno scattano anche i controlli delle forze dell'ordine per contrastare gli incidenti del sabato sera nell'ottica di una maggiore sicurezza stradale. Nel corso del fine settimana, in orario notturno, i carabinieri della compagnia di Aurisina hanno ritirato 7 patenti ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida di autovetture con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per 5 persone è scattata la denuncia, mentre altri 2 sono stati sanzionati. Si tratta di 3 giovani di Trieste, 3 provenienti dalla provincia di Udine e di un 26enne della provincia di Gorizia. A tutti è stata ritirata la patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone in grado di guidare. I controlli sono stati numerosi, con l'impiego dei militari delle stazioni di Duino e Miramare, coadiuvati dall'aliquota radiomobile e attraverso l'utilizzo dell'etilometro e dei precursori etilici in dotazione agli equipaggi. In alcuni casi i tassi alcolemici erano notevolmente sopra il consentito. I controlli proseguiranno per tutta la durata dell'estate. Intanto, sempre a Sistiana, la polizia è intervenuta con il commissariato di Aurisina per una violenta lite tra 2 ragazzi all'interno di un locale per futili motivi. I 2 sono stati denunciati per lesioni personali. Incidente nel corso della serata di ieri attorno alle 20:45 all'incrocio tra le vie Ginnastica e Rossetti tra un'auto e uno scooter, probabilmente dovuto a una mancata precedenza. Una giovane scooterista ventenne è stata condotta in codice giallo all'ospedale. Sul posto il personale medico del 118 e le forze dell'ordine, in particolare la polizia e poi anche i vigili del fuoco. Il traffico non ha particolarmente risentito di questo incidente. Il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, ha firmato oggi l'ordinanza che disciplina l'uso delle spiagge del territorio comunale durante la stagione balneare, la cui durata è formalmente fissata dal 1° giugno all'8 settembre. Vediamo. Disciplina principalmente l'accesso degli animali sulla spiaggia e gli obblighi per gli stabilimenti balneari. L'ordinanza firmata dal sindaco Gabrovec per la nuova stagione balneare nelle spiagge di Duino Aurisina. Per i cani vige il divieto di accesso, fatta eccezione per i cani guida, nelle spiagge demaniali marittime o di cui è gestore il comune. Sulle spiagge date in concessione a privati invece sono i gestori a stabilire le regole d'accesso, che devono essere chiaramente esibite all'ingresso. Sui tratti liberi, Canovella de Zoppoli, Costa dei Barbari e l'area a ovest dello stabilimento Castelreggio, l'accesso dei cani è libero purché gli animali siano muniti di microchip o tatuati e privi di infestazioni. Nelle 3 aree ai cani è consentito l'ingresso in acqua, ma con l'obbligo del guinzaglio al momento dell'uscita, evitando che lo scrollamento avvenga in prossimità degli altri bagnanti. Per gli stabilimenti, invece, l'ordinanza stabilisce che devono essere aperti almeno dalle 9 alle 19, tranne in caso di maltempo. In questo stesso arco di tempo deve essere assicurato il servizio di salvataggio con almeno un addetto per ogni 80 metri. Tra le disposizioni elencate nell'ordinanza anche l'obbligo per i concessionari di rendere la struttura esteticamente e igienicamente soddisfacente e di assicurare la massima efficienza degli impianti e delle strutture. Passiamo ora agli spettacoli con il grande evento di ieri sera al Teatro Rossetti. La star internazionale del musical Bradley Jaden ha incantato ieri sera il teatro, il pubblico del Teatro Rossetti con uno spettacolo in cui ha presentato una selezione non scontata del suo repertorio. Allora vediamo e sentiamo la recensione di Umberto Bosazzi. La grandezza di un artista si misura anche dal repertorio che egli sceglie per uno spettacolo. Ieri sera Bradley Jaden ha debuttato a Rossetti, chiudendo la stagione del Teatro Stabile, con il suo recital che porterà fra l'altro a New York, Londra e Budapest, ed ha scelto anche brani poco noti al pubblico italiano. Avrebbe potuto puntare sul sicuro, riproponendo melodie conosciute per strappare gli applausi più facili. Invece, eseguendo canzoni tratte da spettacoli quali The Bridges of Madison County o persino Wicked, ha conquistato il pubblico nel momento stesso in cui faceva scoprire, adesso, piccole gemme. Poi, certo, The Phantom of the Opera, Guys and Dolls, Les Miserables, che lo riporterà a Trieste il prossimo novembre, fanno il resto, ma paradossalmente la strada è già spianata. E la versione jazz di On the Street Where You Live da My Fair Lady e da brividi. Così come le guest star Lucy Jones e Luca Gaudiano
cui lo stesso Jaden ha consegnato il premio Massimini al termine di un'eccezionale rendition di The Music of the Night. Pubblico alla fine comprensibilmente e doverosamente entusiasta. E ora ci spostiamo a Gorizia, in particolare in vista proprio della manifestazione dell'anno di Gorizia Nova Gorizia senza confini 2025, capitale della cultura. Le due città hanno inaugurato ieri la Via delle Api senza confini. Vediamo, ne sa di più sicuramente Gianluca Paladini. Dal Giardino Viatori al Park Borov Godicek, dal Viale 20 Settembre alla Castagnevizza, un percorso a zig-zag tra archi, viali alberati, giardini, aiuole e fioriere, ma anche semplici vasi fioriti sui davanzali. È nata la Via delle Api senza confini, distesa fra Gorizia e Nova Gorizia. L'inaugurazione rientra nel più ampio progetto Go Bees, nato dalla collaborazione fra i comuni delle due Gorizie e altri enti e associazioni per promuovere un forte messaggio di tutela delle api e salvaguardia dell'ambiente. Anche i cittadini potranno fare la loro parte per contribuire all'arricchimento della Via delle Api, mettendo a dimora nei propri giardini e terrazzi le piante che favoriscono la presenza del prezioso insetto. Ma il programma non si esaurisce qui. Fino a domenica 26 maggio potranno essere gustati i piatti dell'Alveare in oltre 30 ristoranti e pubblici esercizi di Gorizia e Nova Gorizia, grazie alla collaborazione fra esercenti e ristoratori. L'amministrazione comunale goriziana sottolinea in una nota come la Via delle Api senza confini rispetti più della metà dei requisiti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 paesi dell'ONU. E siamo allo sport. Termina purtroppo il sogno della Triestina con la sconfitta ieri sera a Benevento. L'Unione esce dai play-off pur dopo una partita giocata con orgoglio. Allora vediamo il servizio. La Triestina perde a Benevento ed esce dai play-off pur con una prestazione valida ed orgoglio. Sfuma così il sogno della Serie B. L'illusione con Malomo all'inizio, poi 2 gol presi con altrettanti palloni persi in uscita e in definitiva una partita in cui la Triestina ci ha provato veramente, colpendo anche 2 pali. Bordinski era gli stessi che hanno iniziato la gara d'andata, a parte Agostino infortunato e sostituito da Matosevic. Parte benissimo l'Unione in vantaggio dopo 3 minuti, punizione di Correia, assist di Minesso e Malomo di testa va a segno, ma il nono Vallocchia gestisce malissimo un pallone al limite dell'area e Ciciretti pesca un gran mancino che non lascia scampo a Matosevic. Al 16° ancora male gli alabardati nell'uscita, Perlingeri conquista palla e trova l'angolo per il 2-1. Piove sul bagnato in casa triestina, ma l'uomo si fa male e deve essere sostituito da Moretti. Nel finale para Matosevic su un tentativo da posizione angolatissima di Ciciretti. Fofana e Fertainen prendono il posto di Vallocchia e Minesso dopo l'intervallo. Dopo un minuto un destro incrociato di Redan centra in pieno il palo. Al 12° doppia parata di Matosevic su Simonetti e Perlingeri. Dall'altra parte Paleari risolve una mischia intervenendo su Fertainen che dopo la mezz'ora di testa centra il palo esterno. Le occasioni però le hanno i giallorossi con Karic, Lanini e Simonetti che non trovano lo specchio della porta. Finisce 2-1 e va avanti il Benevento. E ancora sport per tutti, Sport for All, la manifestazione sportiva inclusiva ideata dalla Fondazione Pittini e dall'ASD Domio Calcio è andata in scena oggi sul campo della società. Una festa per tanti bambini e ragazzi con tante attività sportive adatte a tutti. Vediamo. La giornata è iniziata questa mattina con un evento di calcio integrato, di calcin, quindi c'erano delle persone diversamente abili ed è stato molto bello, è un onore ospitare questo evento. Nella giornata poi abbiamo 2 tornei del settore giovanile, qui sui 3 campi, e abbiamo delle situazioni di sport diverso, ci sono svariate ASD di 12 sport diversi che danno la possibilità a tutti i bambini ma anche agli adulti, qualsiasi persona abbia piacere di provare uno sport, di provarlo. È stata una bellissima giornata per noi di ANFAS perché stiamo riuscendo ad avviare un progetto in cui crediamo moltissimo, che è quello del calcetto inclusivo. E già da anni ci stiamo sperimentando insieme agli amici della Fuoricentro
con il Baskin, che è un meraviglioso basket adatto a tutte le persone, che è assolutamente inclusivo in quanto permette a tutti di partecipare al pieno delle proprie capacità. Tutti i bambini possono provare diversi sport. Questa mattina abbiamo organizzato un torneo sia di calcio di allievi pulcini sia di calcio inclusivo, e appunto la giornata di oggi è organizzata in modo che tutti i bambini possano provare diversi sport. Abbiamo flag football, abbiamo calcio, abbiamo pallavolo, abbiamo baseball e abbiamo anche pugilato. Io ringrazio tutte le famiglie, ringrazio tutti i mister, tutti i nostri mini atleti, tutti gli accompagnatori, i dirigenti che hanno permesso ai ragazzi di passare questa bellissima giornata. E concludiamo con le previsioni del tempo, questo nostro appuntamento domenicale con il telegiornale. Allora vediamo il sito dell'Osmeralpa regionale, insieme la situazione generale sulla regione. Fino a domani sera non avremo perturbazioni significative, martedì invece una depressione atlantica entrando nel Mediterraneo farà fluire aria molto umida e instabile da sud. A metà settimana permarrà instabilità in un contesto di tempo incerto. Questo è il quadro, lo vedete nella grafica. Allora per quanto riguarda la giornata di domani, lunedì 20 maggio, cielo variabile, possibile qualche locale rovescio o temporale nel pomeriggio sera. Questo è il quadro invece di martedì 21 maggio, completamente cambiato, cielo coperto con piogge anche temporalesche, più continue e intense sulle zone occidentali, probabilmente molto intense sulle prealpi carniche. Sulle zone orientali le piogge, seppure abbondanti, saranno meno continue, specie a sud-est, vento di scirocco moderato sulla costa. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Con l'informazione su Tele4 ritorniamo domani mattina con Sveglia Trieste, ci sarà in conduzione il nostro Bernardo Gulotta, domani mattina puntuali alle 7, mentre il telegiornale torna naturalmente nelle edizioni delle 13:20 e delle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di domenica.